Bene, eccoci insieme anche oggi. Con noi c'è Antonio Padoan, neopresidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Veneto. Lui ovviamente imprenditore artigiano nel caso del settore legno a San Polo di Piave, provincia di Treviso. Ricordo il gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Veneto associa circa 16.000 giovani imprenditori artigiani, parte di quell'universo che nel Veneto conta 50.000 imprenditori sotto i 40 anni. Detto tutto questo, viene subito da chiedere al neopresidente: il mondo dell'artigianato è un mondo per giovani? Il mondo dell'artigianato è un mondo per i giovani, lo deve essere e lo sarà sicuramente. Questo dipenderà soprattutto da noi giovani, come vorremmo affrontare il futuro. Sicuramente lo Stato non ci sta dando una mano per poter fare gli imprenditori e soprattutto i giovani imprenditori, quindi su questo ambito dovremo lavorare non poco e crearci il nostro spazio. Ma il mondo artigiano è un habitat nel quale i giovani oggi hanno gli spazi adeguati? Visto che parliamo ad un imprenditore del settore legno e dell'arredamento, ci sono le stanze per i giovani? Questa è un'ottima domanda. A volte un giovane, se non trova lo spazio, se lo deve creare. Allora noi dovremmo un attimo tenere presente che l'artigianato in Italia fa parte della nostra storia. Venezia, Firenze sono state le culle dell'artigianato per noi. Da questo dovremmo imparare, nel senso che le cose vanno anche create. Sicuramente non ci sono le condizioni ottimali oggi per poter fare impresa per un giovane. In Italia e soprattutto in Veneto, visto la concorrenza che abbiamo di altre parti all'estero che ci vogliono quasi rubare le aziende. Dobbiamo capire che l'artigianato è molto importante, è quello che ha dato importanza all'Italia nel mondo e a fronte di ciò noi dovremo sicuramente impegnarci e crearci il nostro spazio. Non è impossibile. Non è impossibile. Quindi dobbiamo impegnarci e creare probabilmente una società un po' meno egoista e più basata sul condividere i saperi, condividere le conoscenze tra noi giovani, creare gruppo, squadra e guardare avanti. Allora potremo sicuramente crearci il nostro spazio importante, perché siamo giovani che hanno voglia di lavorare, abbiamo le nostre conoscenze, le nostre competenze, abbiamo la fortuna di avere genitori che ci hanno trasmesso dei saperi artigianali che non hanno pari nel resto del mondo, quindi prendiamo atto di ciò e prepariamoci ad affrontare questo cambiamento totale, epocale, globale, chiamiamolo come vogliamo, ma non crisi, perché ci sono delle aziende, dei giovani imprenditori che stanno avendo successo. Ecco, abbiamo capito che c'è un sano realismo, nel senso che dice lo spazio bisogna conquistarselo. Il rapporto con gli artigiani senior però com'è? Sgomitate per riuscire a trovare spazio o ve lo concedono? Ma direi di no, dipende da qualche situazione, ma in linea di massima assolutamente no. Abbiamo un ottimo rapporto con i senior, diciamo che ci sono delle situazioni... Si parlava però di problema di ricambio generazionale. E il problema del ricambio generazionale che aveva due facce. È obiettivo. Uno è diciamo, l'artigiano anziano che non riesce ad avere magari discendenza. L'altro però era il giovane che invece vorrebbe poter accedere ai piani alti della gestione aziendale, invece trova magari il padre. Allora possiamo individuare tre scenari. Che fa il paron nel Veneto fino a allora abbiamo 3 scenari. Il primo scenario in cui l'artigiano ormai anziano alla fine della sua vita lavorativa non ha la possibilità di dare una continuità alla sua azienda perché nessuno lo segue. Esatto, e questo è un problema. E questo è un primo scenario. Secondo scenario riguarda quelle aziende in cui l'imprenditore non crede nei propri figli, okay, e non li ha preparati in questi anni, perché ci sono molti casi nelle nostre zone in cui i figli non sono stati preparati a prendere in mano e guidare l'azienda, ed è un altro scenario. È uno scenario che non avevo calcolato, interessante. E poi c'è il terzo scenario in cui i giovani non vogliono prendersi la responsabilità di raccogliere l'eredità lavorativa dei propri genitori. C'è un quarto, c'è quello del giovane che vorrebbe prenderla ma il papà non gliela dà. Esattamente. Allora sono 4 scenari. Allora sono 4. Poi ce ne sarebbe anche un quinto scenario, che è quello, sì, mi prendo in mano l'azienda, mio padre me la consegna,
Però che futuro ho in questo contesto economico, con questa burocrazia, con questa impossibilità di poter credere nei propri sogni e realizzarli? Ma da neopresidente con la bacchetta magica, su questi 5 scenari, sul quale interverrebbe prima? Sicuramente su noi stessi. L'imprenditore deve tornare al centro come persona, quindi dobbiamo avere una consapevolezza di noi stessi e credere in noi stessi. Quindi se non ci danno lo spazio dobbiamo bussare e prenderci lo spazio, se crediamo in noi stessi e siamo sicuri di saper fare quel compito. Altrimenti meglio non far danni e pensare a qualcos'altro. Sicuramente i senior, parliamo in generale nel sistema economico, è giunta l'ora che diano uno spazio ai giovani, anche perché i giovani iniziano ad avere 40 anni e quindi prima anticipiamo i tempi in questo ricambio generazionale, parliamo dell'imprenditoria ma anche della politica che è colei che dovrebbe preparare il terreno all'economia, alla nuova economia dei giovani. Prima ragioniamo su questo aspetto e meno danni ci saranno per la nostra società sicuramente. Abbiamo parlato di difficoltà di contesto, IMU, TARES, SISTRI, tutti i problemi e in che ordine? Tutti uguali, una disperazione. Siamo in un paese che ci sta prendendo in giro, prendiamo l'esempio del SISTRI, ci sono solo polemiche, ci sono arresti. Allora, il SISTRI sarebbe il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Dei rifiuti. Tossici, credo, quelli pericolosi, giusto? Sì, però poi era stato allargato un po' a una gamma più vasta di rifiuti. Ed è nata male, è nato nel 2008, ci sono stati 7-8 rinvii, ci sono degli arresti, ci sono tutte situazioni piene d'ombra. L'unica cosa certa... Da cronista, se ben ricordo, è che il sistema sostanzialmente non è partito, però voi avete pagato. Ecco, l'unica certezza è questa, e noi paghiamo. Noi come imprese abbiamo già pagato. Abbiamo già pagato centinaia di milioni di euro per un servizio che non è mai partito e che se parte con questi presupposti sarà un disastro. Sarà un disastro. Per cui speriamo che ci sia un altro rinvio rispetto al 1° ottobre, che dovrebbe entrare in vigore il SISTRI, perché fatto così serve a ben poco. E non si può continuare a mettere dei balzelli alle imprese perché in un momento difficile, in cui calano i fatturati, in cui aumenta le tasse con l'IMU e poi arriverà la TARES, prossimo anno arriverà la Service Tax e adesso c'è il discorso del SISTRI con soldi già versati, ma veramente mi chiedo come sia possibile per un imprenditore riuscire ad avere la motivazione per fare impresa, motivo per cui pochi giovani iniziano una nuova attività e investitori internazionali in Italia non se ne vedono più. Spendiamo 2 parole sull'IMU. Proprio nei giorni scorsi il sindaco di Bari Emiliano l'ha definita un'operazione di marketing politico, nel senso che insomma, sotto il vestito poco, in realtà, meno di quello che appariva. A voi non l'hanno tolta sui capannoni, giusto? Sui capannoni è rimasta come viene equiparato il capannone a un'abitazione di lusso e invece il capannone per un artigiano è la sua prima casa, come l'ha definita il presidente Sbelchiero. Faccia conto che nel 2012 il gettito dell'IMU, che era di un totale di 23 miliardi, l'abitazione principale ha contribuito con 4 miliardi, gli immobili produttivi per 9 miliardi, quindi un 39% del gettito dell'IMU deriva dall'immobile, dallo strumento di lavoro, dalla casa principale dell'artigiano. Quindi anche le mosse politiche che stanno facendo in questi giorni ci lasciano perplessi notevolmente. Torniamo a parlare di giovani perché il presidente degli industriali, peraltro di Treviso, proprio nei giorni scorsi segnalava come però i giovani si possono in qualche maniera, tra virgolette, anche permettere di rinunciare ad alcuni tipi di lavoro. Quindi ci sono giovani e giovani. Ci sono giovani e giovani, c'è una polemica di un industriale del mio paese riguardo i giovani italiani in particolar modo, perché effettivamente se cerchiamo di essere obiettivi
possibilità di lavoro ce ne sono, è che non riusciamo a adattarci a qualsiasi offerta di lavoro. Quindi ecco un motivo per cui gli extracomunitari sono riusciti a riempire tutti quegli spazi vuoti nelle nostre aziende che l'italiano aveva rifiutato. Forse adesso, in una situazione di maggiore necessità, c'è un po' di cambio di visione. Però si fa difficoltà a tornare indietro. Un po' di umiltà ci vorrebbe il giorno d'oggi, un po' di umiltà su certe cosine, anche noi giovani dovremmo averla, perché in fin dei conti è vero che ci siamo impegnati tutti, siamo tutti che lavoriamo, però ci guardiamo indietro, insomma abbiamo fatto una vita, per molte persone, una vita tranquilla, anche agiata. Dobbiamo renderci conto che il futuro non è il passato. Difficilmente tornerà come prima. E quindi dovremo riadattarci e veramente tornare anche alla riscoperta di certi valori, sia come persona, famiglia, sia come impresa, a certi valori che mettano al centro di tutto la persona, assolutamente. E allora attraverso questo passo indietro andremo avanti e dovremo ripartire da questa trasmissione dei saperi e dei valori nelle scuole, ai bambini. Questo assolutamente è di primaria importanza, ci saranno anche delle iniziative da parte nostra su questo fronte per poter inserirci nelle scuole secondarie e poter portare all'interno il concetto di imprenditoria. Grazie ad Antonio Padoan, che ricordo essere il neopresidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Veneto. Mi pare che la linea direttrice sia chiara, insomma, il noi, inteso come soggettività artigiana, al centro dell'azione del gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato. Ringrazio, posso ricordare che c'è la pagina Facebook. L'abbiamo fatto passare in sovraimpressione. Perfetto, vi possiamo ringrazio. Possiamo andare in sigla. Grazie, alla prossima. Grazie a voi, buona giornata.